Eccoci qua, mister. La partita terminata 2-2, stanno calando le luci della sera. A giochi fermi, insomma, un 2-2 che lascia un po' di amaro in bocca, perché la partita nel secondo tempo col Portogallo calzato al baricentro, insomma, l'aveva fatta e si era portato 2 volte in vantaggio e meritava i 3 punti. Sì, indubbiamente, a mio modo di vedere, è stata fatta una gran partita e abbiamo tenuto il campo molto bene tutta la partita, abbiamo sofferto veramente poco, abbiamo meritato il vantaggio e abbiamo preso entrambe le volte il pareggio su due situazioni un po' dubbie, in cui questa volta non mi sento di dire che la squadra ha calato la tensione come in altre volte, anzi. Sembrava che la prima fosse nata da mi pare un angolo battuto e poi fatto ribattere nonostante l'errore tecnico del giocatore. Il secondo, dopo una respinta, palla alta campanile, sembrava fuori gioco e cross, guadagnato l'angolo, questo ha calciato benissimo, c'è stato indubbiamente un errore tecnico del portiere, però Ci sta, a insomma, una prescindere da partita. questo, che ci sta, perché il campo era viscido e ha calciato veramente bene, c'era anche un po' di vento a favore, infatti si vede anche adesso che la bandiera spinge dove ha calciato lui e quindi dispiace sicuramente, sono 2 punti che abbiamo lasciato qui a San Donà, però rincuora molto la prestazione, è stata una prestazione, penso la migliore prestazione da quando sono qui a Portogruaro. Sì, il Portogallo ha fatto un punto nelle ultime 2 partite, ma sinceramente se le avesse vinte tutte e 2 nessuno avrebbe avuto niente da dire. Ci ritroviamo comunque al secondo posto in classifica, il Porto-Mansuè nell'anticipo ha fatto i 3 punti e è andato in testa, però il Portogallo guarda il suo cammino, non fa corsa su qualche altra squadra. No, secondo me alla fine noi bisogna pensare al nostro cammino, dici bene, guardare domenica per domenica, tenendo conto che adesso è un mese difficile in cui affronteremo le big, diciamo, è anche vero che quando ci sono 4-5 squadre lassù in pochi punti ci si può permettere anche di inciampare più volte, come hai detto te, abbiamo fatto 2 punti in 3 partite, però siamo ancora lì. Anzi, avevamo guadagnato il primato facendo un pareggio, quindi questo la dice lunga sull'equilibrio che c'è da davanti, sul fatto che bisogna migliorare partita per partita. Oggi ho visto, ripeto, grandi miglioramenti, soprattutto dal punto di vista della mentalità, della disponibilità, dell'organizzazione tattica. Abbiamo fatto passi avanti, li abbiamo messi là e questo è l'aspetto che più mi rincuora. Allora, per chiudere, grande pubblico, tifosi del Portogallo al seguito che si sono fatti sentire e hanno dato il loro appoggio. Chiudiamo con una nota tecnica, se ce la spiega, perché abbiamo visto Andy diminutivo, no? Col numero 11 e domenica scorsa aveva giocato col numero 3. E sinceramente lo si vedeva, ha un fisico eccezionale, una corsa rapidissima, è questo che l'ha fatto provare a mettere davanti? Allora, Eddie è qui da 3 settimane, 4 settimane, ha fatto una decina di giorni di allenamento con noi in prova, ma già dopo un allenamento avevamo visto che ha delle qualità tecniche e anche soprattutto fisiche, perché la categoria, essendo anche un 99, è molto molto importante. E poi oltremodo la sua utilità a giocare sia basso a destra che a sinistra, alto, può fare anche il difensore centrale, ci ha un po' permesso anche di ben pensare dove metterlo. Domenica c'era un attaccante molto veloce, avevo preferito piazzarlo là in difesa. Questa domenica ho voluto alzarlo perché l'avevo visto molto bene nell'1 contro 1 in allenamento e comunque perché volevo che da là arrivassero bei palloni e sfruttassimo la sua velocità. Infatti nel primo gol ci ha messo lui lo zampino. Ha fatto bene finché ha retto, perché ovviamente ha corso molto, il campo era anche discretamente pesante e deve ancora trovare la miglior condizione, perché
si è allenato, ma è con noi ripeto, da 3 settimane, e quindi bisogna dargli Bene, anche il tempo per allora migliorare. io direi di chiudere qua, sensazioni buone, meno buone il punto, ma insomma giocando così sicuramente raggiungeremo gli obiettivi, almeno se non li buttiamo via noi. No, infatti adesso dobbiamo essere bravi a mantenere questa mentalità e avere questa anche tranquillità nel possesso, nella pazienza, nel costruire azioni, e dobbiamo portarlo sempre con noi. Non è perché abbiamo giocato a San Donato contro uno squadra importante, in uno stadio prestigioso, con tifosi, avversari e anche nostri, che bisogna trovare gli stimoli o trovare la prestazione. Adesso è importante che la squadra aumenti i giri e continui su questa. Bene, grazie mister. Grazie.